Un ginecologo vicentino di 63 anni si è visto sequestrare dalla Guardia di Finanza 89.200 euro dal conto corrente bancario. Secondo le Fiamme Gialle, che lo hanno denunciato alla Procura di Vicenza per truffa aggravata, il professionista avrebbe guadagnato questa cifra in modo illecito dal 2010 al 2016, dichiarando di svolgere attività professionale solo occasionalmente. In realtà prestava servizio in 2 centri medici privati e, secondo quanto scoperto dai finanzieri, per oltre 25 ore settimanali. Il problema è che il ginecologo era legato a un rapporto in convenzione con il servizio sanitario presso l'ULSS 8 distretto di Arzignano e aveva dichiarato di lavorare in proprio per non più di 5 ore settimanali, per non incorrere nella riduzione dei pazienti da assistere e dei relativi compensi. I finanzieri di Vicenza hanno invece accertato che l'uomo ogni anno avrebbe effettuato centinaia di prestazioni sanitarie, per le quali, tra l'altro, non avrebbe emesso le ricevute, che non sarebbero state quindi registrate né dichiarate, realizzando così anche una significativa evasione fiscale. Il giudice per le indagini preliminari ha quindi autorizzato contro il 63enne medico la confisca della somma direttamente dal suo conto corrente in banca.